Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. Era un autotrasportatore di 32 anni e la vittima dell'incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull'autostrada 19 Palermo-Catania. Si chiamava Rosario Galati Ramno ed era originario di Tortorici. Ferito anche un collega di 38 anni che viaggiava con l'uomo. E rimaniamo in tema di incidenti stradali. L'ultimo in ordine temporale ha diviso per sempre due sorelle gemelle siciliane. Si tratta di Tiziana ed Emanuela Brucato, due trentenni residenti a Palermo che si erano recate in Emilia-Romagna per cercare lavoro. Nel sinistro hanno perso la vita Tiziana e la zia di 51 anni, gravemente ferita la sorella Emanuela. Arrestato in Spagna dopo 7 anni di latitanza un 53enne siciliano, l'uomo è chiamato a scontare una pena di 4 anni e 3 mesi per spaccio e violenza domestica nei confronti della moglie. Il ricercato è stato catturato soprattutto grazie agli spostamenti della figlia che si recava periodicamente in territorio spagnolo. E ci spostiamo a Catania, dove ieri un giovane di appena 17 anni è stato salvato dalla polizia da un tentativo di suicidio. Il ragazzo era scomparso da casa il giorno prima, gli agenti lo hanno rintracciato nella zona della Scogliera. E in chiusura il meteo, tempo incerto per domani tra nubi e piogge sparse, le temperature resteranno alte, tanto che la protezione civile ha diramato su Siracusa e Ragusa un'allerta arancione per rischio incendi. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.